96. Salve. Per caso avrebbe qualcosa contro l'ansia lieve? Certamente, voleva un prodotto in particolare? Ah, guardi, compresse no, eh. E se poi mi finiscono di traverso e mi strozzo? Il cane di mio cugino c'è morto così, eh. E allora può provare le gocce. Le gocce? E se poi mi creano assuefazione? E se poi divento un tossico? Guardi che le gocce sono terribili. Il cugino del mio cane c'è finito al CERT per colpa delle gocce, eh. E allora purtroppo restano solo le supposte. Ma è matto. E se poi mi vengono le emorroidi? Ma perché lei soffre di emorroidi? No, mai avute. Ma metti che mi vengono un secondo prima di prendere la supposta e zang, sono dolori, eh. La prego, mi deve aiutare o impazzisco. Me lo dà un consiglio utile? Certamente, e allora prima di tutto sta boh, sta quieto e date una calmata. Ho capito, scusi, ma le sembra modo di rispondere? Ma che modo? Mi ha chiesto un prodotto e questi io. Sta boh in compresse, sta quieto spray e la pomata date una calmata. È un nome un po' strano, ma viene dall'antica medicina greca. E a che servono? Ah, assolutamente a nulla, sono tutti e tre effetto placebo, così non ne vengono effetti collaterali e sta tranquillo. Ma il placebo può essere insidioso, eh? Una volta un mio amico ha preso una pastiglia pensando fosse un placebo e invece erano le medicine del cane. Ora, quando suonano il citofono, abbaia.